Firmati stamani in prefettura ad Agrigento i protocolli d'intesa con i 3 comuni dell'Agrigentino, Cattolica Eraclea, Montallegro e Realmonte, che hanno avuto finanziate le iniziative progettuali denominate Spiagge Sicure per la prevenzione e il contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione. A conclusione dell'iter è pervenuta la comunicazione ministeriale che sono stati accolti e conseguente finanziati con un contributo di 14.388,49 per ciascun comune, che sarà a breve erogato per il tramite della prefettura di Agrigento. Stamani, nel corso di una riunione, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica specifici protocolli d'intesa che contempleranno per l'appunto il monitoraggio delle iniziative anche attraverso report mensili sulle attività svolte. Allora, sono importanti perché anche se si tratta di somme in fondo contenute, consentono a questi comuni di poter implementare quei servizi che sono sicuramente legati anche alla presenza delle spiagge, quindi di turismo, ma che in qualche modo rafforzano anche l'efficienza della polizia locale, perché questo è l'obiettivo. I comuni hanno in pratica scelto di comprare delle autovetture. Questa è anche un po' l'indicazione che abbiamo dato e che abbiamo dato anche ai comuni che hanno avuto i finanziamenti negli anni scorsi. Diciamo che migliorare per esempio anche il parco auto delle polizie locali oppure dare la possibilità di disporre delle somme per del lavoro straordinario aiuta sicuramente a migliorare il controllo, quel controllo del territorio che riguarda sì le zone balneari, ma poi riguarda tutto il territorio dei comuni. Cioè diciamo che è un piccolo investimento che rimane e che rafforza il sistema sicurezza. Qui in prefettura oggi per la firma del protocollo d'intesa per il finanziamento che avete ottenuto dal Ministero, come lo destinerete? Qual è il progetto vincente che avete fatto voi a Cattolica? Il progetto è cercare di garantire la sicurezza comprando drone, mettendo delle telecamere e rafforzando, facendo lavorare più i vigili. Ci saranno anche altri comuni alla firma del protocollo qui in prefettura? Sì, ci sarà Montallegro, Sicuriano, il comune della Corsa. Ecco, come valuta questa iniziativa? Cattolica è rientrata nel progetto? Sì, sono finanziamenti importanti per garantire la sicurezza delle corse nelle zone balneari, perché noi, essendo zone prettamente turistiche, essere rafforzate, essere controllate garantiscono maggiore sicurezza.